Cari amici della rubrica di Via dei Presepi, siamo a Ramera di Marino di Piave. Buon anno, buon 2024 a tutti. Siamo in compagnia di Stefano Montesè, che è il componente del gruppo. Ben ritrovato Stefano, buon anno anche a te. Raccontaci un attimino cosa si svolge dietro le nostre spalle. Salve, intanto buongiorno a tutti e auguri di buon anno. Dietro le nostre spalle vediamo il nostro presepio che quest'anno l'abbiamo fatto in un'oasi nel deserto. E niente, poi abbiamo creato un villaggio e abbiamo cercato di fare quest'oasi, visto anche il periodo storico che non è dei migliori, per portare anche un po' di pace nelle nostre famiglie, nelle nostre case. E niente. Quindi un messaggio di pace verso questi avvenimenti di questi giorni? Sì, proprio, visto tutte le guerre eccetera che ci sono adesso nel mondo. Stefano, noi sappiamo che dietro di te c'è un bellissimo gruppo di persone. Chi vuoi ringraziare? Quanti vuoi ringraziare? Sì, siamo purtroppo sempre in meno, però 6-7 di ragazzi volenterosi, giovani, che quindi speriamo di portare avanti questo progetto. E niente, ringrazio comunque tutti, ringraziamo anche il Comune di Marino che ci dà sempre una mano, la Banca Prealpi che ci dà un grande sponsor per poter continuare a fare queste attività, e tutte le varie piccole artigiani qua della zona che comunque ci danno i presepi per la mostra, perché oltre al nostro presepio abbiamo anche una quindicina di presepi in mostra. Stefano, naturalmente adesso ti lasciamo alle tue faccende di festività, perché giustamente sei in ferie anche tu, se non sei di turno anche oggi a qui a Presepe, però naturalmente diciamo dove venirci a trovare e in che orari. Sì, noi siamo qua tutti i giorni festivi, dalle 14:30 alle 18 nella chiesa vecchia di Ramera, insomma. Quindi vi aspettiamo. La Via dei Presepi vi dà appuntamento alla prossima puntata, però non dimenticate di venire qui a Ramera di Marino di Piave. Stefano e i suoi collaboratori vi aspettano anche con una cioccolata calda al di fuori del piazzale della chiesa, però dentro c'è questo bellissimo presepe alle nostre spalle da visitare. Grazie e buon anno ancora.